徛台湾看世界，来看梵蒂冈的西斯汀教堂，这个烟筒庆白烟，这表示全世界14亿个天主教徒所期待的新教宗选出来了。这位天主教会新领袖是美国籍封号良14世，伊嘛是第一位美国出身的教宗。 西斯汀教堂烟筒庆白烟的这个时刻，对天主教徒来讲，拢真感动。经过4轮投票，133位初期主教，梵蒂冈时间8号决定，由69岁美国籍初期普利沃斯特出任新教宗，封号良14世，伊嘛是天主教史上第一位美国籍的教宗。Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore. che ha dato la vita per il gregge di Dio。良14世随后伫咧圣表道路大教堂的前边仔向信徒发表谈话，伊伫咧演说内底真侪摆讲到已经过身的教宗彭济国，强调爱团结，将做一个永远和平民族。Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria. Una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore。良14世伫咧美国芝加哥出世，自细汉就是天主教徒。1980年正奉圣父，捌伫咧秘鲁服务真侪年。除了美国，嘛有秘鲁的国籍，伊方看作是彭济国路线传承者。Non immaginavo a questi livelli, è la prima volta e ho provato veramente un brivido, davvero bello. I was not expecting it. I even told somebody yesterday, said there's not going to be an American Pope in my lifetime, and I was proved wrong. 新教宗出炉，真侪国嘅头人拢介恭喜。美国总统川普嘛讲，这是真大功行。What greater honor could there be? That we were a little bit surprised, but very happy. Absolutely great honor. 川普阁讲有计划要和新教宗面会，梵蒂冈已经和川普政府联络过，若是当和良14世伫咧美国见面，对伊来讲绝对是真大影响。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。